Non ci siamo, non ci siamo. Amore, che hai? Amore che ho, qua ogni giorno ci sono nuovi contagiati, nuovi positivi, così facendo rischiamo un nuovo lockdown. Amore, ascoltami. Anche se ci dovessero richiudere in casa, a noi non succederà niente. Ed è quello che dicevano anche i miei amici. Ma qualcosa è andato storto. Aspettiamo un bambino! Aspettiamo un bel maschietto. Io e Alessandra aspettiamo una bambina. Aspettiamo un bambino. Aspettiamo una bella femminuccia! Sono tutti rimasti incinti, lo capisci? E io sono rimasto da solo, Ma a noi, amore, non succederà. E non è così, perché questo lockdown porta più bambini della cicogna. Allora io ti prometto che non ti toccherò più. Farò l'amore soltanto con lievito di birra. Me lo prometti? Promesso. Io e Anna non siamo in casa, potete lasciare un messaggio dopo il beep. Anna, ciao, sono Letizia, la tua ginecologa. Senti, ho fatto i calcoli che mi hai chiesto e teoricamente per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre la tua massima fertilità dovrebbe essere ogni seconda settimana del mese. Che dirti, in bocca al lupo e speriamo in un nuovo lockdown, no? Non puoi scappare per sempre, bastardo! No! 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 Ciao papà! Nanna, in quarantena un bimbo farò. Ti piace, papino? Ma quanto siete in questa casa, quanto siete? Vi prego, mettiamoci le mascherine, manteniamo il distanziamento sociale, perché se ci richiudono di nuovo a casa in quarantena, il coronavirus sarà l'ultimo dei nostri problemi. Ve lo giuro sui miei figli. No! No! Papino! No!